Medio Oriente e l'esportazione del nostro vino. Noi siamo il primo produttore di vino al mondo, esportiamo per 7,8 miliardi, quindi pensate che importanza ha il vino per la nostra economia, visto che poi l'export rappresenta circa il 40% del nostro PIL, avere il vino come frontman del nostro export significa poter presentare l'immagine dell'Italia nel modo migliore possibile nel mondo. Diceva il filosofo economista Bastiat francese che laddove passano le merci non passano le armi, e noi dobbiamo fare in modo che le armi non passino più soprattutto in Medio Oriente. Io sono molto preoccupato per l'andamento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, speriamo che vadano meglio quelli tra Israele e Libano. Domani sarò a Beirut proprio per dare un segnale di grande attenzione a questo paese che sta soffrendo, che è un paese dove l'Italia è presente con i suoi militari, un paese dove c'era una vita anche economicamente florida nel passato. Dicevo, l'export è fondamentale, ne parlava il presidente Bricolo, noi dobbiamo guardare certamente al mercato americano e sono ottimista anche lì perché siamo riusciti a ottenere dazi compatibili con la nostra competitività. Il 15% è tanto ma non è neanche tanto, che significa che poi ci sono altri paesi che hanno dazi più alti e quindi noi possiamo occupare spazi di mercato attraverso la qualità del nostro prodotto. Il vino italiano è un vino di altissima qualità, quindi anche l'americano consumatore è disposto a spendere $10 in più per bere un buon vino italiano. Dobbiamo soltanto essere in grado di continuare a lavorare in questa direzione puntando sulla qualità. I nuovi accordi commerciali sono altrettanto fondamentali, quelli del Mercosur, l'India è un mercato di grandissimo interesse per tutti quanti noi e stiamo lavorando tantissimo, l'ha ricordato, ringrazio il Presidente Bricolo per tutto quello che sta facendo il Ministero degli Esteri. Dal 1° gennaio è entrata in vigore la riforma, è un ministero anche economico, non sarà soltanto un ministero politico, e una nuova direzione generale per la crescita si occuperà di sostenere in tutti i modi le nostre esportazioni. Nessun imprenditore italiano all'estero si sentirà più solo. Ogni ambasciata sarà un trampolino di lancio per la internazionalizzazione e per favorire le esportazioni.